Chiamiamo alla presidenza della conferenza stampa del Veneto Serenissimo Governo il presidente del Veneto Serenissimo Governo Luca Peroni e il portavoce Valerio Serraglia, coordinatore della conferenza. Ecco, questa è la conferenza stampa che facciamo annualmente a Longarone, è la conferenza stampa che coincide con la nascita del Veneto Serenissimo Governo nel 1987, nel lontano 87. Non sto qua a spiegare le ragioni e la storia del Veneto Serenissimo Governo, perché si trovano nel nostro sito e alla radio. Ci preme ringraziare la comunità di Longarone, l'amico Marco De Cesaro che ha contribuito a farci venire in questa città, diciamo ai giornalisti, se ci sono giornalisti, di venirsi a prendere i documenti, le cartelline con i documenti. Lo spieghiamo ogni anno, quest'anno lo spieghiamo in maniera un'altra volta. Siamo venuti a Longarone perché noi consideriamo Longarone città martire del Veneto per le quasi 2000 vittime avute per colpa dell'imperizia, dell'incapacità di Roma e degli italiani. Per questo siamo a Longarone, per questo il Veneto Serenissimo Governo ha nominato con suo decreto Longarone capitale della nostra patria, della nostra veneta patria. Sarà la capitale amministrativa, perché la capitale, diciamo così, pubblica, la capitale diplomatica rimarrà Venezia. Ecco, adesso facciamo un primo intervento in maniera non usuale, perché non sarà un intervento di natura, di carattere politico, ma sarà un intervento che dovrà dimostrare la continuità con i fondamenti etici della tradizione ebraico-cristiana, e questa introduzione, questo capitolo sarà illustrato da Ezio De Sossi. Buongiorno a tutti. Quello che cercherò di dire nel mio intervento oggi riguarda un testo conosciuto da tutti noi, ma in realtà poco letto. Siamo nati tutti all'interno della tradizione giudaico-cristiana, molti di noi probabilmente frequentano una chiesa, altri meno, probabilmente una sinagoga. La più parte di noi comunque, più o meno consapevolmente, agisce, pensa, ama, riconosce attraverso queste tradizioni. I testi di cui parlerò appartengono a due libri della Bibbia che accomunano le due tradizioni, quella ebraica e quella cristiana. Si chiamano Vayikra, che significa e chiamò, e Devarim, che significa parole nella tradizione ebraica, dove assumono a titolo la prima parola del testo. Nella Bibbia cristiana invece si chiamano Levitico e Deuteronomio, forse sono più noti in questa nominazione, e il titolo è stato scelto dalla tradizione cristiana per spiegare di che cosa stiamo parlando. Perché sono interessanti questi due testi rispetto a noi oggi riuniti qui? Perché sono due testi che contengono all'interno di una storia, quella del popolo ebraico e di Mosè in particolare, in Devarim, molte norme. Non solo norme religiose, così come si può pensare considerando questi testi parzialmente. Contengono leggi, prescrizioni assai dettagliate in merito a tutto ciò che attiene alla vita delle persone. Sono norme che a molti possono sembrare datate, ma forse, se le leggiamo con un poco di attenzione, possiamo scoprire che non lo sono poi molto. Anzi, possiamo scoprire che sono addirittura norme rivoluzionarie rispetto a quelle proposte dalle democrazie contemporanee. La prima riflessione che vi porto riguarda le parole di una delle preghiere più importanti della tradizione di Israele, si chiama Shema, ascolta.
È tratta dal libro del Deuteronomio, al capitolo 6, sono i versetti dal 4 al 9. Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore, li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi, e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. Cos'ha di interessante per noi questo brano? La liberazione. Questo brano dice di un popolo totalmente libero, libero di avere delle leggi nel cuore, da seguire, da tramandare alle generazioni future. Questo è il primo elemento, a mio avviso, rivoluzionario. Noi siamo liberi quando abbiamo delle leggi. In questo momento non è interessante per noi valutare l'aspetto della fede, è importante per noi comprendere che questo è ciò che rende libero un popolo. La libertà intesa come assunzione di responsabilità su di sé e nei confronti degli altri. La libertà intesa come capacità di vivere in una comunità, comprendere che abbiamo dei limiti, che le altre persone hanno dei limiti, comprendere che ci sono obblighi reciproci, imparare ad affidarsi e a fare sì che gli altri possano fidarsi di noi. È il presupposto per una vita armonica e di crescita rispettosa di sé e delle persone che ci circondano, sia quelle più prossime a noi che quelle più lontane. Le norme che sono contenute nei brani che sono a disposizione di chi fosse interessato nei documenti della conferenza sono alcune tra le molte contenute in questi testi. Quelle su cui vogliamo condurre una riflessione sono tratte da questi due libri che dicevo prima. In particolare, ora leggerò un testo tratto dal Levitico, dal capitolo 25, alcuni versi dall'1 al 55. Il Signore disse ancora a Mosè sul monte Sinai: parla agli Israeliti e riferisci loro: quando entrerete nel paese che io vi do, la terra dovrà avere il suo sabato consacrato al Signore. Per 6 anni seminerai il tuo campo e poterai la tua vigna e ne raccoglierai i frutti, ma il 7° anno sarà come sabato, un riposo assoluto per la terra, un sabato in onore del Signore. Non seminerai il tuo campo e non poterai la tua vigna, non mieterai quello che nascerà spontaneamente dal seme caduto nella tua mietitura precedente, e non vendemmierai l'uva della vigna che non avrai potata. Sarà un anno di completo riposo per la terra. Ciò che la terra produrrà durante il suo riposo servirà di nutrimento a te, al tuo schiavo, alla tua schiava, al tuo bracciante e al forestiero che è presso di te. Anche al tuo bestiame e agli animali che sono nel tuo paese servirà di nutrimento quanto essa produrrà. Conterai anche 7 settimane di anni, cioè 7 volte 7 anni. Queste 7 settimane di anni faranno un periodo di 49 anni. Al 10° giorno del 7° mese farai squillare la tromba dell'acclamazione. Nel giorno dell'espiazione farete squillare la tromba per il tuo paese. Dichiarerete santo il 50° anno e proclamerete la liberazione nel paese per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo. Ognuno di voi tornerà nella sua proprietà e nella sua famiglia. Il 50° anno sarà per voi un giubileo, non farete né semina né mietitura di quanto i campi produrranno da sé, né farete la vendemmia delle vigne non potate, poiché è il giubileo, esso vi sarà sacro, potrete però mangiare il prodotto che daranno i campi. In quest'anno del giubileo ciascuno tornerà in possesso del suo. Quando vendete qualcosa al vostro prossimo o quando acquistate qualcosa dal vostro prossimo, nessuno faccia torto al fratello. Le terre non si potranno vendere per sempre, perché la terra è mia e voi siete presso di me come forestieri e inquilini. Se il tuo fratello che è presso di te cade in miseria ed è privo di mezzi, aiutalo, come un forestiero e inquilino, perché possa vivere presso di te. Se il tuo fratello che è presso di te cade in miseria si vende a te, non farlo lavorare come schiavo, sia presso di te come un bracciante, come un inquilino, ti servirà fino all'anno del giubileo.
Allora se ne andrà da te, insieme con i suoi figli, tornerà nella sua famiglia e rientrerà nella proprietà dei suoi padri. Non lo tratterai con asprezza, ma temerai il tuo Dio. Dovrai prelevare la decima da tutto il frutto della semente che il campo produce ogni anno. Alla fine di ogni 7 anni celebrerete l'anno di remissione. Ecco la norma di queste remissioni. Ogni creditore che abbia diritto a una prestazione personale, impegno, per un prestito fatto al suo prossimo, lascerà cadere il suo diritto, non lo esigerà dal suo prossimo, dal suo fratello, quando si sarà proclamato l'anno di remissione per il Signore. Se vi sarà in mezzo a te qualche tuo fratello che sia bisognoso in una delle tue città del paese che il Signore tuo Dio ti dà, non indurirai il tuo cuore, non chiuderai la mano davanti al tuo fratello bisognoso, anzi gli aprirai la mano e gli presterai quanto occorre alla necessità in cui si trova. Bada bene che non ti entri in cuore questo pensiero iniquo. È vicino il 7° anno, l'anno della remissione, e il tuo occhio sia cattivo verso il tuo fratello bisognoso, e tu non gli dia nulla. Egli griderebbe al Signore contro di te, e un peccato sarebbe su di te. Dagli generosamente, e quando gli darai, il tuo cuore non si rattristi, perché proprio per questo il Signore Dio tuo ti benedirà in ogni lavoro e in ogni cosa a cui avrai messo mano, poiché i bisognosi non mancheranno mai nel paese. Perciò io ti do questo comando e ti dico: apri generosamente la mano al tuo fratello povero e bisognoso nel tuo paese. In questi brani sono contenute alcune delle norme previste per il 7° anno e per il 7° del 7° per il 50°. La cosa su cui noi vogliamo fermarci è la considerazione in ordine alla necessità di fermare tutta la produzione per un intero anno dopo 7 anni. Questo assume una valenza molto precisa, perché ci richiama ad una responsabilità nei confronti della terra, che va lasciata riposare, non va coltivata intensivamente. Ci viene spiegato che si può vivere di ciò che si è accumulato nel corso degli anni precedenti, questo anche a determinare un minore accumulo. Le risorse a nostra disposizione devono essere usate, ma l'accumulo deve essere speso. Nel 7° anno si dice che devono essere rimessi i debiti, e l'indicazione precisa di chi conosce la natura umana è di non chiudere la mano di fronte a chi ha bisogno quando si avvicina l'anno della remissione. Il testo molto concretamente ci dice che ci saranno sempre poveri e bisognosi, quindi nessuno di noi che è in condizione di aiutare, di prestare, deve sottrarsi, poiché abbiamo la responsabilità di offrire una possibilità di riscatto, anche quando questo significasse perdere quanto prestato, perché siamo vicini all'anno della remissione. Il testo non si limita a questo, ci dice anche che nell'anno successivo al 7° per 7 e il 50° si devono liberare gli schiavi. Ciò viene ribadito anche nei brani seguenti e in maniera ancora più dettagliata. Si dice inoltre che il 50° anno libera dai debiti e restituisce la terra che, ci viene ribadito, non è di proprietà di nessun essere umano. Interessante considerare come un popolo liberato dalla schiavitù, viene esortato a ricordare di essere stato schiavo e a fare sì che questa condizione non permanga per nessuno, che sia comunque una condizione transitoria. Importante precisare a tale proposito che quando viene usata la parola schiavo nel testo biblico non si tratta degli schiavi così come li immaginiamo noi oggi, si intende coloro i quali compivano proprio lavoro al servizio altrui, qualcosa di più simile ai lavoratori dipendenti di oggi, cui però oggi non viene neppure riconosciuta la possibilità di riscattarsi nel momento in cui progressivamente si erode l'idea che il lavoro sia una ricchezza offerta e non un dono ricevuto. Sempre dal Deuteronomio, capitolo 15, versetti dal 12 al 18, se un tuo fratello si vende a te, ti servirà per 6 anni, ma il 7° lo manderai via da te libero. Quando lo lascerai andare via libero, non lo rimanderai a mani vuote, gli farai dono dal tuo gregge, dalla tua aia e dal tuo torchio. Gli darai ciò con cui il Signore tuo Dio ti avrà benedetto, ti ricorderai che sei stato schiavo nel paese di Egitto e che il Signore ti ha riscattato. Perciò io ti do oggi questo comando: non ti sia grave lasciarlo andare libero, perché ti ha servito 6 anni e un mercenario ti sarebbe costato il doppio. Così il Signore tuo Dio ti benedirà in quanto lo farai. Questo popolo è in grado di riconoscere che il servizio che viene portato, il lavoro,
deve essere compensato e riconosciuto. Nell'ebraismo il lavoro e l'ingegno sono considerati fondamentali per lo sviluppo e il benessere delle persone. Tutte le norme contenute in questi libri ci portano ad una dimensione di amore fattivo. Ogni persona viene posta in una relazione di responsabilità rispetto a sé, all'altro da sé, qualunque sia la condizione. Una responsabilità nei confronti della natura e nei confronti degli animali. Ogni azione, ci viene spiegato, prevede delle conseguenze e noi siamo in condizione di scegliere se stare nella libertà che ci viene offerta, che presuppone il rispetto delle norme, la presa d'atto e di coscienza, o stare nella schiavitù. Sempre dal Deuteronomio, capitolo 24, 17-22, di versetti. Non lederai il diritto dello straniero e dell'orfano e non prenderai in impegno la veste della vedova, ma ti ricorderai che sei stato schiavo in Egitto e che di là ti ha liberato il Signore tuo Dio, perciò ti comando di fare queste cose. Quando vendemmerai la tua vigna, non tornerai indietro a raccimolare, sarà per il forestiero, per l'orfano e per la vedova. Ti ricorderai che sei stato schiavo nel paese d'Egitto, perciò ti comando di fare questa cosa. Quello che ci viene detto è che qualunque comportamento, soprattutto se lesivo nei confronti dei più bisognosi e deboli, riconduce alla propria condizione di schiavo. Ovvero, nella misura in cui ognuno di noi pensa di poter compiere un'ingiustizia nei confronti dell'altro da sé, che questa gli domandi conto e dopo è in realtà schiavo, poiché si chiama fuori dalla possibilità di essere popolo. Nessuno esiste per sé soltanto. Questa è condizione di libertà. Pensare di bastare a se stessi è condizione di schiavitù. Sempre dal Deuteronomio. Prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, perché viva tu e la tua discendenza, amando il Signore tuo Dio, obbedendo alla sua voce e tenendoti unito a Lui, poiché è Lui la tua vita e la tua longevità, per poter così abitare sulla terra che il Signore ha giurato di dare ai tuoi padri, Abramo, Isacco e Giacobbe. Queste sono le parole conclusive dell'ultimo discorso fatto da Mosè prima della sua morte. Sono parole dette dal Signore. Per chi crede è forse più semplice comprendere e riconoscere questo linguaggio che parla di benedizione e maledizione. Ma penso che, anche senza essere un credente, è possibile comprendere cosa significano queste parole, quale portata di liberazione assumono. Può essere utile anche contestualizzarle. Il popolo ebraico, si racconta, è riuscito ad uscire dall'Egitto, si trova a vagare per il deserto e da subito inizia a lamentarsi, come probabilmente è capitato anche a noi di fare ogni volta che ci siamo trovati liberi, pensando di voler essere liberi, ma senza esserlo davvero nel profondo del cuore. Quanti di noi non hanno ad un certo punto desiderato di provvedere a se stessi, di poter scegliere per sé dove, come, con chi vivere, avere a disposizione del tempo e quando questo è accaduto, improvvisamente, non sapere che fare e pensare che magari si stava meglio dove si era prima, dove c'era qualcuno a dirci che cosa fare, cosa pensare, cosa essere. La libertà, quella vera, è difficile, è una scelta quotidiana. Per me personalmente è una ricerca continua, perché mi rendo conto di non essere mai libera completamente, di ricadere continuamente nell'idolatria, sia essa nei confronti di un'idea, una condizione o una religione. Ricado continuamente nell'incapacità di assumere totalmente la responsabilità che la mia condizione da animale pensante e senziente esige. Scegliere la vita comporta essere in grado di fermarsi almeno un giorno alla settimana, non produrre almeno un anno ogni 7, restituire ciò che si è ricevuto almeno ogni 50 anni. Scegliere la vita significa assumere su di sé la consapevolezza di essere mortali e che tutto ciò che ci viene offerto nel corso della nostra permanenza qui non è nostro, è di molte e molti, e anche di quelli che verranno dopo di noi. Scegliere la vita significa, a mio parere, scegliere la responsabilità di norme capaci di porci costantemente di fronte al nostro limite, per essere liberi veramente. Questa libertà si esercita soltanto all'interno di una comunità, un popolo, una nazione. Nessuno è libero se sceglie e agisce soltanto per sé. Essere popolo, riconoscersi parte di questo significa, secondo me, assumersi la responsabilità di ciò che si è
si condivide e si abita. Questi testi, come molti altri all'interno della Bibbia, ci riconducono a noi stessi, ma non alla nostra unicità egocentrica che prescinde dalla relazione con gli altri, a quella parte di noi chiamata ad assumersi la responsabilità di essere popolo, di essere nazione. Grazie. Qualcuno può chiedersi se questo che ha detto adesso l'amica Henry Pesonzi abbia un nesso con il nostro essere in questo momento nel 2012 in Italia. Sì, ha un senso e abbiamo visto che questo governo, questo Stato, l'Italia è al di fuori non solo della nostra tradizione ebraico-cristiana, ma è fuori dalla legge di Dio. Questi sono quelli che adorano il vitello d'oro ed è il nostro dovere combatterli per costruire un popolo, per costruire il nostro popolo, per costruire la nostra comunità. In questo contesto noi abbiamo significativamente fatto una dichiarazione di principi che adesso verrà letta dalla Flavia Ferazzi, dove dimostrerà il nostro legame storico con Dio, con Mosè e con i principi ispiratori della nostra tradizione. Dichiarazione di principio. Il Veneto è la terra in cui si è formata l'identità spirituale, politica e religiosa del popolo veneto. Qui ha vissuto una vita indipendente. Qui ha creato valori culturali con portata nazionale. Qui il sangue del popolo veneto è servito alla difesa della civiltà cristiana. Dopo essere stato illegalmente occupato e disperso nel mondo, il popolo veneto non cessò mai di pregare, lottare e sperare per il ritorno al nostro diritto di vivere come esseri umani, liberi nella terra dei nostri padri e che sarà dei nostri figli. Spinti da questo attaccamento storico e ancestrale, i veneti difenderanno il loro diritto all'autodeterminazione e al libero arbitrio. Costruiremo villaggi e città autogestite, creeremo una comunità in crescita che controllerà la propria economia e la propria cultura, amante della pace e in grado di difendersi. Il popolo veneto lotterà per la propria felicità, portando i vantaggi del progresso tra gli abitanti. Dispone con un effetto immediato che il Veneto Serenissimo Governo, fino a quando sarà regolarmente ristabilita l'autorità dello Stato, secondo quanto previsto dalla Veneta Costituzione Provvisoria, opererà come governo provvisorio della Veneta Serenissima Repubblica. Il Veneto Serenissimo Governo fa appello alle Nazioni Unite affinché assistano il popolo veneto nella ricostruzione del proprio Stato e accolgano la Veneta Serenissima Repubblica nella famiglia delle nazioni. Il Veneto Serenissimo Governo tende una mano di pace e buon vicinato a tutti gli stati vicini e ai loro popoli e fa loro appello affinché stabiliscano legami di collaborazione e di aiuto reciproco con il popolo veneto. Fa inoltre appello a tutti i veneti nella diaspora affinché si stringano attorno alla loro patria e sostengano gli sforzi di costruzione della Veneta Serenissima Repubblica. Il Veneto Serenissimo Governo confida nell'aiuto dell'Onnipotente, chiede a San Marco e al Beato Marco d'Aviano di guidare le nostre menti e le nostre azioni. Ecco, adesso diamo la parola al Presidente del Veneto Serenissimo Governo Luca Peroni, che mi preme sottolineare è stato insignito dell'Ordine di San Marco. È preciso la ragione per cui è stato insignito dell'Ordine di San Marco, perché ha combattuto con le armi in pugno contro lo Stato italiano e ha liberato parte del territorio della Veneta Serenissima Repubblica. Per questa sua azione è stato insignito dell'Ordine di San Marco da parte del Veneto Serenissimo Governo e di 4 anni di carcere da parte dell'occupante straniero.
signori ministri del Veneto Serenissimo Governo, patriote e patrioti, veneti tutti, il lavoro che oggi presenteremo in questa commissione ha un'importanza fondamentale per il futuro della nostra gloriosa Repubblica e per l'intero popolo nostro. I tempi in cui alberghiamo sono ormai maturi per una presa di posizione netta e chiara su come dovremo salvaguardare noi stessi e tutto il nostro essere, sulla inderogabilità della via che dovremo intraprendere per salvaguardare le nostre vite, i nostri interessi, la nostra dignità, le nostre famiglie, tutto quello che i nostri padri ci hanno tramandato di positivo e giusto e tutto quello che vogliamo porgere alle generazioni future, perché abbiano una vita dignitosa e degna dei nostri antenati. Il tempo lavora contro di noi e non possiamo sprecare più nessun momento. Dobbiamo prendere decisioni risolutive che ci riguardano. Si deve procedere a sprombattuto, seguendo l'unica via che ci è rimasta, e cioè quella dell'autoconservazione. Conservare noi stessi significa tutelare le nostre vite, il nostro territorio, le nostre tradizioni, le nostre speranze, e questo implica la lotta per la sopravvivenza contro il male dominante dei giorni nostri, e cioè il sistema capitalistico e tutti i suoi derivati, incluso il denaro, vero padrone di tutte le nostre esigenze. La lotta sarà dura e faticosa, ma non abbiamo via di uscita. Abbiamo un grosso vantaggio in questo momento: la capacità finalmente di vedere e di capire da parte di tutti noi in modo chiaro chi è il nostro nemico. Adesso più che mai possiamo individuare chi lotta contro di noi, chi vuole impossessarci dei nostri beni, delle nostre proprietà e delle nostre speranze, chi opera a favore della disgregazione delle nostre famiglie e del mondo, arrivando a frantumare i nostri più elementari diritti, frutto di millenarie consuetudini, per mantenere in vita un sistema corrotto, finalizzato a monopolizzare le ricchezze del pianeta nelle mani di pochi banditi senza scrupoli. Se abbiamo ben capito tutto questo, viene naturale concentrarci su come dovremo affrontare questa fase di cambiamento, su come dovremo comportarci, su come impostare un modello di vita che non sarà più disegnato dal desiderio di formule magiche, ma sarà forzatamente incentrato sulla difesa e la salvaguardia della comunità da attacchi che diverranno sempre più dolorosi, fino ad arrivare al limite estremo. Il Veneto Serenissimo Governo si è assunto mesi fa l'impegno di aprire un tavolo di discussione per affrontare l'urgente problematica, e la giornata di oggi è principalmente dedicata al suo approfondimento, presentando una traccia atta a reggere le varie motivazioni già citate. La scelta verso questa giornata di disamina è la naturale conclusione a tutto quello che ci circonda attualmente. Questo può essere un punto di vista, una scelta, un progetto fra i tanti, ma rimane il fatto che con questo si vuole dare un segnale forte, una virata evidente verso la conservazione delle nostre famiglie, collocando in primis la difesa, la conservazione e i diritti dell'individuo e di tutto l'ambiente che lo circonda, evadendo da quell'enorme catena che ci obbliga verso un globalismo piramidale, in contrasto con le nostre plurimillenarie tradizioni, lasciateci in eredità dai nostri antichi padri. Valori questi distrutti e versati ancora oggi in nome e per conto della catastrofe a cui irreversibilmente ci stanno obbligando. Famosissimi tecnici, burocrati della pace, manager, eccetera, eccetera. Non deve assolutamente stupire la modalità con cui il Veneto Serenissimo Governo quest'anno abbia posto i lavori per l'abituale riunione. Consapevoli del terribile momento che dovremo affrontare, dobbiamo stringerci attorno, adesso più che mai, al glorioso vessillo di San Marco, simbolo eterno di libertà, giustizia e fratellanza, emblema a cui vogliamo sentirci legati nella maniera primordiale della sua essenza, andando a riscoprire le più profonde radici del suo assunto storico, continuazione di quel rapporto tra Dio e l'essere umano. Un grosso esempio ci è stato fatto qualche momento fa proprio da Edith, di questo assunto e di questo legame che ha il nostro simbolo, la nostra bandiera con Dio e con la nostra storia. Anche quest'anno il Veneto Serenissimo Governo, come sempre, è stato in prima linea per denunciare tutti i passaggi antidemocratici
che lo Stato occupante italiano ha messo in opera per deprimere le libertà democratiche. Sono anni che si denuncia la capacità di un manipolo di speculatori che progressivamente deteriorano la libertà della comunità a scopi esclusivi, rischiando di portare tutti alla bancarotta e alla confusione totale. I risultati potete adesso sentirli interamente sulla vostra pelle, senza più poter minimamente dubitare della nostra previsione. Abbiamo visto come in nome della crisi e dello Stato italiano i celati poteri dominanti in poche ore abbiano spazzato via decenni di istituzioni parlamentari. La speranza è che finalmente la società abbia capito a cosa serve andare a votare in questo fantastico paese. Il Veneto Serenissimo Governo è stato in prima linea nel segnalare le tante manipolazioni storiche portate avanti dal regime occupante, determinate da imponenti e costosissime manifestazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia, autentica esasperazione, visto il loro abissale distacco dallo spirito e dalle aspirazioni della gente. Il lavoro svolto poi, come sempre, con incessante spirito di sacrificio per diffondere la prorogabile necessità del rifacimento del referendum truffa del 1866 come ferma via stabilita per arrivare all'autodeterminazione del popolo veneto, non fa che accrescere i motivi di orgoglio da parte mia verso i componenti del governo e di tutti i patrioti che collaborano con esso. Per arrivare poi all'essenza di oggi cercherò di essere conciso in maniera di arrivare alla sintesi del mio pensiero in maniera decisa ma chiara a tutti. Innanzitutto, come abbiamo detto prima, gli spunti, o meglio le proposte che dobbiamo prendere in esame, devono andare nella direzione opposta alla generale tendenza globalizzante odierna. Occorre scioglierci progressivamente dalla rapida e palese tendenza forzata verso l'autocrazia piramidale, data dal denaro per il denaro. Dobbiamo obbligatoriamente ristabilire una struttura orizzontale di conduzione per slegarci da una sudditanza indotta ed agevolare l'avvicinamento di tutte le persone indistintamente ai diritti e ai doveri dell'autogestione. Tutte le forze volontaristiche di carità, sindacali, associazioni, istituti, gruppi, qualsiasi cosa che rappresenta la società veneta, devono impegnarsi per creare una figura, un organismo che sia una forza di pressione e contribuisca a supportare le denunce del Veneto Serenissimo Governo all'immediato ripristino della legalità internazionale nel territorio veneto, in primis il rifacimento del referendum truffa del 1866. L'organismo dovrà anche organizzare l'assistenza degli anziani, dei malati e dei più bisognosi in genere, e dovrà imporsi nella maniera più rapida possibile all'organizzazione, al passaggio e alla trasformazione delle realtà che andranno via via soppiantate. Tutte le fasi che avverranno, e in particolare la progressiva dissoluzione delle istituzioni dello Stato occupante e le varie fasi di smarrimento che seguiranno, legate alla sempre più precaria situazione della sicurezza pubblica, assieme all'aumento dell'aggressività della criminalità organizzata e non, devono essere orientate a favorire il vivere civile e la collaborazione tra gli uomini. E in tutto questo si fa un deciso appello al senso di responsabilità, al contributo e alla partecipazione di tutte le forze dell'ordine, perché collaborino e sostengano la guida del Veneto Serenissimo Governo. A questo punto, visto la bancarotta certa in cui lo Stato occupante ci sta spingendo e la precarietà crescente soprattutto nelle fasce più deboli della società, con vere e proprie realtà dove le persone perdono il più piccolo barlume di dignità e assistendo quotidianamente a scene di degrado e indigenza dovute alla fame, il Veneto Serenissimo Governo propone un immediato piano di vera e propria salvezza nazionale, attraverso lo sfruttamento delle risorse rimaste nel territorio, appartenenti alla collettività. Sappiamo che enormi sono le proprietà collettive in mano allo Stato, alle regioni, alle province e ai comuni, sotto forma di terreni demaniali, soprattutto a ridosso di fiumi, laghi, nelle coste, ma anche in territori montani, e che parecchi edifici come ex caserme, fortezze, fabbricati, eccetera, o sono in stato effimero o sono semi-abbandonati. Tutto questo patrimonio deve essere messo a disposizione degli organi competenti per cominciare un piano di autogestione, finalizzato inizialmente all'autosostentamento dei più bisognosi e alla cultura dell'autogestione.
Questo non può essere negato, come non si può assolutamente pensare di vendere a privati o meno ancora a entità straniere qualsiasi proprietà della comunità per coprire debiti effettuati dalla solerte amministrazione locale o statale che sia. Questo sia ben chiaro. Questo spunto, che è da inquadrarsi nel progetto collettivo di autogestione del territorio, avrà lo scopo primario di mitigare i processi di regresso suddetti, dando la possibilità alle persone di riacquistare dignità, lavorando e contribuendo al mantenimento alimentare essenziale, ma non solo, perché la sfida è rendere il rapporto natura-società il più stretto possibile, finalizzato a convivere in armonia reciproca, senza la quale si è destinati ai disastri cui assistiamo ormai quotidianamente, provocati, a dire del regime, da cause meteorologiche che in realtà sono per la maggior parte imputabili al dissesto idrogeologico e all'incuria nei confronti del territorio, messa in atto dal sistema urbanistico attuale, intriso di logica malavitosa e corporativistica. A questo punto è bene fermarsi, altrimenti si rischierebbe di schematizzare il problema più del dovuto, portando il senso del nostro discorso verso uno stato molto più impegnativo e distinto, il che potrebbe essere controproducente, visto e considerato il tempo e le opzioni che abbiamo a nostra disposizione. Ricordando ancora una volta che le alternative all'autogestione delle comunità sono il fallimento totale della società come la conosciamo adesso, con conseguenze a dir poco spaventose, avvicinandoci al tracollo civile e politico odierno e in ultima analisi alla sua persistente continuazione con altri mezzi di clausewitziana memoria, e cioè la guerra. Grazie. Dopo la relazione fatta dal Presidente Luca Peroni, adesso, proprio perché alterniamo sul piano, sia sul piano interno, sul piano del Veneto, sia sul piano internazionale, il nostro incidere politico, il nostro incidere diplomatico, adesso leggiamo una poesia di una patriota afghana inviata al comandante Massoud, che io mi sono onorato di conoscere. E la poesia sarà letta da Flavio Ferrazzi. Frammenti di vetro di una patriota afghana. È buio, i nostri sono gli occhi di coloro che attendono. Nella notte brillano le stelle, qua e là. Le stelle luccicano di lacrime, di dolore e disperazione. Il mio giaciglio è come in fiamme, ma una goccia diventa una gemma se la verso volutamente, come un giardino primaverile sotto la pioggia. Le mie sono lacrime di coraggio. Il mio coraggio è un gioiello. La pioggia di dolore non mi affligge più. Questa è la poesia di una patriota afghana al comandante Massoud, eroico comandante ucciso dagli americani prima dell'Afghanistan, e questo patriota ha combattuto contro i russi, ha combattuto contro i talebani per la libertà del proprio popolo, dei propri uomini e delle proprie donne. Questo è il comandante Massoud, il leone del Bashir. Dopo questo leggiamo la relazione di Demetrio Serraglia, ministro degli esteri, e quindi si inquadra perfettamente con la politica estera che è stata introdotta dalla poesia della patriota afghana. La via che questo mondo ci ha sempre posto di fronte per uscire dalle crisi economiche è sempre stata una sola, la guerra, come prima ha sottolineato il Presidente Peroni. Ovviamente non si è arrivati mai di punto in bianco ai conflitti. Prima di tutto si sono create delle situazioni lacrime e sangue per i popoli, e le stiamo vivendo in questi giorni. Poi si è indicato ai popoli un nemico responsabile della crisi e di tutti i mali del mondo. I popoli, presi dalla disperazione, si sono affidati alle politiche populiste dei leader di turno, i quali hanno applicato disposizioni dittatoriali a cui le egemonie internazionali hanno risposto con atti militari per ristabilire l'ordine pregresso.
Questo meccanismo, ovviamente, infarcito da decine di milioni di morti, i quali hanno sfoltito il cosiddetto esercito industriale di riserva, che era divenuto troppo aggressivo nei confronti delle classi dominanti che in modo arbitrario gestiscono il potere. Inoltre, secondo i meccanismi del profitto, sempre e comunque e ad ogni costo, ogni buona guerra crea distruzioni e quindi un nuovo mercato da sfruttare e continuare a depredare. Per avere la conferma di queste tesi basta sfogliare i manuali di storia e troviamo la conferma che il sistema dello sfruttamento dell'essere umano sull'essere umano e la natura che lo circonda porta solo all'autodistruzione. È questo lo scenario drammatico in cui viviamo anche oggi. La crisi non è temporanea né circoscrivibile, sta travolgendo tutto e il popolo la sta subendo sulle proprie carni, sulla propria esistenza, nel proprio quotidiano. Se continuiamo a perseverare, in questo sistema non abbiamo nessun futuro degno da vivere, nessuna speranza se non quella di essere animali da soma per i potenti di turno locali, nazionali o mondiali. Le organizzazioni internazionali hanno dimostrato la loro inefficienza e il loro essere dei burattini in mano ai potenti di turno, ma noi ci ostiniamo a richiedere che il diritto internazionale venga ripristinato in Veneto attraverso un libero referendum per l'indipendenza, come previsto dagli accordi internazionali del 1866, sanciti dall'armistizio di Cormons, dalla Convenzione per le Venezie e dalla pace di Vienna, e chiediamo che questo diritto sia sostenuto da tutti gli stati dell'assise mondiale, perché non possiamo immaginare che essi preferiscono la lotta armata alla libera volontà popolare attraverso un referendum. Ma ci appelliamo anche a tutti coloro che si sentono patrioti veneti e amanti della terra veneta, sia che siano residenti nella patria veneta che dispersi nella diaspora, perché si facciano portavoce in ogni luogo del diritto all'autodeterminazione, all'autogoverno e all'autogestione del popolo veneto. Inoltre invitiamo tutti i patrioti veneti a sostenere la diffusione dei liberi territori veneti, sostenendo il nascente Fondo Nazionale Veneto, di cui trovate i volantini e le pliane in sala, quale organismo preposto e dipendente dall'ufficio di presidenza del Veneto Serenissimo Governo, in cui convogliare tutte le risorse fisiche, materiali ed economiche per incrementare le terre sotto diretto controllo politico del Veneto Serenissimo Governo, tassello fondamentale per uscire dal gioco economico, finanziario e politico dell'occupante italiano. Ogni donna veneta e uomo veneto, ora più che mai, sono responsabili del proprio destino. È finito il tempo della delega. Se vogliamo sopravvivere, dobbiamo noi stessi essere gli artefici del nostro futuro, altrimenti abbiamo di fronte a noi solo la catastrofe senza nessun futuro. Dobbiamo dimostrare al mondo che noi veneti che amiamo il Veneto siamo un monolite che non può essere distrutto. Solo così la nostra voce potrà essere ascoltata. Non dobbiamo seguire le chimere che puntualmente gli ascari del potere central colonialista romano ci presentano. Nessuna elezione potrà sostituire la nostra azione diretta per ottenere un referendum per l'indipendenza. Un'azione diretta che si sviluppa giorno per giorno, con una pratica patriottica quotidiana, in ogni luogo della nostra vita quotidiana, dimostrando che un mondo diverso può esistere e non verrà certo dalla putrescente Italia e dai cadaverici esponenti politici che la rappresentano, in ogni anno, in ogni luogo e in ogni posto. Non possiamo aspettarci nulla di buono dal Presidente dello Stato occupante italiano, che oggi festeggia i 150 anni di uno Stato criminale come l'Italia. Infatti, tale Giorgio Napolitano nel 1956
all'indomani dell'invasione dei carri armati sovietici a Budapest, si profondeva in elogi ai sovietici. L'Unione Sovietica, infatti, sempre secondo Giorgio Napolitano, sparando con i carri armati sulle folle inermi e facendo fucilare i rivoltosi di Budapest, avrebbe addirittura contribuito a rafforzare la pace nel mondo. Inoltre, sempre Napolitano e i suoi amici, nell'aprile del 1975 appoggiò l'avvento dei criminali Khmer Rossi guidati da Pol Pot. Se questa è l'idea di pace che ha Napolitano, allora possiamo ben capire come senza nessun rimorso possa festeggiare ed essere il principale sponsor dei 150 anni dei crimini dell'Italia. Tutti i popoli devono tenere presente che è questo il personaggio che guida l'occupazione della penisola. L'Italia, vista la propria incapacità di gestire l'economia veneta, visti i crimini che ha perpetrato in terra veneta e ai veneti tutti, visto il modo coloniale con cui occupa la nostra veneta patria, deve andarsene con tutte le sue istituzioni, le sue leggi, i suoi lacchè. Non siamo più disposti ad accettare altre proroghe, non siamo disposti ad accettare altri soprusi, non siamo disposti a fare parte del baraccone Italia. Quello italiano è uno Stato antidemocratico che ha sempre agito contro il popolo in violazione di tutte le leggi internazionali e nazionali, persino di quelle che esso stesso si è dato. Pretende che gli altri applicano le leggi, ma è il primo a disattenderle. Se dovessimo seguire il suo esempio, probabilmente saremmo tutti in carcere. Ci auguriamo che prima o poi chi ha commesso delitti in nome dell'Italia venga processato e condannato. In ogni caso, il Tribunale della Storia sta già condannando gli atti di questo Stato fantoccio. Ciò non di meno, visti i crimini italiani perpetrati nei suoi 150 anni di storia, ci appelliamo ai principi emersi dal processo di Norimberga contro il nazionalsocialismo. Quindi nessuno può nascondersi dietro il dito affermando che eseguiva solo degli ordini. Difatti, in seguito al processo di Norimberga del 1945 e precisamente l'11 dicembre del 1946, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite emette la risoluzione 95/I, che dice: a conferma dei principi di diritto internazionale riconosciuti dallo Statuto e dalla sentenza del Tribunale di Norimberga, la risoluzione forma un invito alla Commissione del diritto internazionale affinché produca un documento in cui raccolga i principi emersi. Questa Commissione il 29 luglio 1950 emana un rapporto intitolato Principi di diritto internazionale riconosciuti dallo Statuto e dalla sentenza del Tribunale di Norimberga, in cui espone 7 principi fondamentali, ed è bene che gli occupanti italiani ne tengano ben conto. 1. La responsabilità penale internazionale è individuale. Chiunque commetta un atto costituente crimine di diritto internazionale è di questo responsabile e passibile di condanna. Resta la responsabilità internazionale dello Stato se questo organizza e viola i suoi doveri di prevenzione e repressione. 2. I crimini internazionali sono indipendenti dal diritto interno dello Stato. 3. Il fatto che un soggetto abbia commesso crimine internazionale agendo in qualità di capo di Stato o alto funzionario non lo esime dalla responsabilità penale internazionale personale. Questo se lo devono ben ricordare Monti e il suo lacchè Napolitano. Direi viceversa. Entrambi, dato che il Monti è stato messo là dalla Commissione europea e dall'Europa. 4. Il fatto che un soggetto abbia agito in esecuzione di un ordine non lo esime dalla propria personale responsabilità penale internazionale.
Parallelamente il subordinato ha il dovere di sottrarsi dall'eseguire ordini riguardanti atti criminali. Quindi la ministra del welfare può fare anche a meno di piangere, a me non me ne frega assolutamente niente delle sue lacrime. Si vergogni. 5. Il soggetto imputato di crimini internazionali ha diritto a un equo processo imparziale e rispettoso dei principi generalmente riconosciuti. Quindi possono tranquillamente nominare già subito un avvocato che li difenda. 6. I crimini che costituiscono crimini internazionali sono i crimini contro la pace, i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità. E mi sembra ben chiaro che tutti gli atti fatti dal governo italiano e dallo Stato italiano sono sicuramente crimini contro l'umanità, oltre a crimini contro la pace, dato che hanno fatto una guerra in Libia, oltre che la guerra in Kosovo e altre decine e decine di guerre, compresi i crimini di guerra che questo Stato ha fatto nella seconda guerra mondiale, oltre che nella prima, e di cui mai nessun rappresentante dello Stato italiano è mai stato chiamato a rispondere. I crimini, e giustamente anche durante il Risorgimento. I crimini contro l'umanità sono strettamente connessi alle precedenti categorie, riprese dall'articolo 6 dello Statuto del Tribunale di Norimberga. La complicità costituisce, questo è il settimo punto, crimine di diritto internazionale. Dei principi di Norimberga si evince quindi la piena responsabilità dei governanti italiani, che non si sono mai dissociati con i 150 anni di crimini italiani. Poco interessa che siano tecnici e politici le responsabilità, oltre che collettiva e singola. Le lacrime di coccodrillo non servono a nulla, il libero arbitrio è fondamentale e imprescindibile. Quindi ci aspettiamo che le organizzazioni internazionali preposte agiscano per condannare i criminali e che il popolo veneto tutto alzi la testa contro i soprusi, perché la delega non è e non sarà più sufficiente per la gestione della propria terra e del bene comune. Dal punto di vista internazionale dei rapporti tra Stati, confermiamo quanto detto più volte, anche l'anno scorso qua a Longarone. Noi come Veneto Serenissimo Governo, erede e continuatore della storia, cultura e tradizioni della Veneta Serenissima Repubblica, abbiamo l'obbligo morale e storico di intervenire per tentare di evitare la catastrofe imminente, che se non fermata travolgerà tutto e tutti, e proponiamo che le relazioni tra popoli siano basate sul rispetto dei diritti umani fondamentali, sul rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale di tutti i popoli, sul riconoscimento dell'eguaglianza tra le razze e tra tutte le nazioni, grandi o piccole che siano, non intervento e non interferenza negli affari interni di un altro paese, rispetto del diritto di ogni popolo di difendersi sia individualmente che collettivamente, astensione all'uso di patti di difesa collettivi che siano di beneficio agli interessi di una delle grandi potenze, astensione dall'esercitare pressione su un altro paese, non esercitare atti o minacce di aggressione contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di un popolo, soluzione di tutte le dispute internazionali con mezzi pacifici come negoziato, conciliazione, arbitrato o accordi giudiziari, promozione di mutui interessi e cooperazione, rispetto della giustizia e degli obblighi internazionali. Quindi il diritto all'autodeterminazione dei popoli deve essere reale e non solo scritto sulla carta dei trattati, e questo diritto non deve essere utilizzato per mascherare il terrorismo internazionale da parte dei gruppi terroristici e degli stati che li appoggiano. Il futuro risiede nelle capacità dei popoli di autogestirsi e di vivere in rapporti di pace e collaborazione pacifica. Le lotte per l'egemonia sono alla base dell'oscurantismo. Chi rigetta tali principi sarà responsabile della catastrofe. Noi, come Veneto Serenissimo Governo, ci impegniamo fin d'ora a sostenere con tutte le forze quei popoli che lottano per una vera libertà contro il terrorismo e il terrore in ogni forma venga esso attuato. Anche noi sosteniamo che il mondo non è governato dalle minacce militari, ma è basato sulla legge internazionale e sul rispetto della libertà dei popoli. Ecco, proprio per dare senso e logica
a quanto detto adesso dalla Ministra degli Esteri del Veneto Serenissimo Governo, noi, come avete sentito, appoggiamo tutti i popoli che si battono per la loro libertà contro gli aggressori. Ci battiamo a favore dei patrioti africani che combattono per la loro libertà, ci battiamo a favore di tutte quelle nazioni che quei unghie e quei denti difendono il proprio essere liberi e la propria autodeterminazione. In questo contesto specifico il Veneto Serenissimo Governo appoggia incondizionatamente e senza nessun timore il popolo siciliano che si sta sollevando contro gli imperialisti italiani e che noi auguriamo al popolo siciliano di cacciare gli italiani dall'isola, e come hanno sempre detto i siciliani hanno sempre combattuto contro Roma. Noi abbiamo un'intervista che leggeremo e trasmetteremo sulla nostra radio, la Radio Nazionale Veneta, e che noi riteniamo estremamente significativa ed importante, ed è per questa ragione che chiamo Eddie De Belnossi a leggere l'intervista. Dunque, il leader dei Forconi ha rilasciato questa intervista. Siamo pronti a tutto, anche a usare la forza. La Sicilia è bloccata dalla protesta degli autotrasportatori. Dunque, in particolare l'intervistatore chiede: ma chi sta protestando? E il leader di questo movimento risponde: la gente è tutta per la strada. La cosa importante è che le famiglie arrivano spontaneamente, soprattutto le donne. Vogliono tutti quanti che questa classe politica che ci ha portato alla distruzione se ne vada a casa. Vogliono un nuovo risorgimento siciliano e cambiare le regole del gioco, perché queste regole sono a favore sempre e solo dei soliti che, sfruttando l'economia siciliana, assicurano alla casta la perenne rielezione. Il numero 1 di Confindustria della Sicilia, Ivan Lobello, ha detto che nei blocchi stradali ci sono infiltrazioni mafiose. È vero? Sull'argomento ho cominciato uno sciopero della fame per porre l'attenzione delle istituzioni su queste dichiarazioni. Io sono stato vittima degli usurai, altro che mafioso. Io sono molto interessato a quello che dice Lobello, ma deve fare i nomi, e subito. Non è che possiamo aspettare 30 anni prima che si facciano i nomi, che si guardino ai rapporti tra mafia e politica piuttosto. Quando è nato il movimento dei Forconi? È un'iniziativa che affonda le sue radici in una protesta che va avanti da almeno 10 anni e che la classe politica ha sempre cercato di zittire. 6 mesi fa questa esperienza è confluita nel movimento dei Forconi. Come riuscite a unire i vari protagonisti della protesta? Facendo le manifestazioni della città attraverso il telefono e internet. Ma c'è gente che si muove autonomamente, non solo in Sicilia ma anche in Italia, anzi direi in tutta Europa e nel mondo. Siamo come il popolo che si è ribellato nei paesi arabi. Bisogna cambiare gli equilibri, è in atto una rivoluzione. O questo succede pacificamente, cosa in cui credo poco, oppure lo si fa come una guerra. Basta, ci siamo stufati di stare in balia dei poteri finanziari, di 10 illuminati che decidono la sorte della gente. In Sicilia ci sentiamo sfruttati da un apparato che si nutre delle risorse della regione senza lasciare niente ai cittadini. Siete disposti ad arrivare a una guerra per vedere riconosciute le vostre richieste? Non dipende da noi, dipende dalla gente che ci incita ad andare avanti per cambiare le cose. Prima di tutto cambiare la classe politica. Quando si lotta per un tozzo di pane o la rivoluzione la fa il popolo democraticamente, oppure sono chiamate anche le forze dell'ordine a intervenire anche con la forza. Vi sentite ascoltati dal governo o dalle istituzioni? Ieri ci ha convocato Lombardo, ma ha detto che la regione non può fare niente, che le cose devono farle a Roma. Noi ci possiamo pure andare a Roma, ma è tempo perso.
Qui in Sicilia stanno solo prendendo tempo perché hanno paura di perdere il potere. Quali sono le vostre richieste? Sono molto chiare. Siamo un'isola e abbiamo un sacco di spese, ma non possono ricadere su di noi dei costi di produzione così alti. Il costo della benzina è troppo alto, più alto in Sicilia che nel resto d'Italia. Perché? Ma per defiscalizzare la benzina dobbiamo togliere i soldi alla casta e metterli al sostegno dell'economia. Invece sono sempre gli stessi che rimangono là e fanno un enorme spreco di denaro pubblico. I contributi europei, da 30 anni a questa parte, vanno tutti in fumo. C'è corruzione nell'intervento pubblico e tutte le aziende sono in condizioni fallimentari. Poi magari dopo 10 anni si scopre che i soldi sono finiti in tasca a un politico o a un mafioso e i funzionari pubblici intanto si portano a casa 10.000 euro al mese. La grande burocrazia ci sta uccidendo, noi non accusiamo nessuno, questo è un problema storico. Però o si dà una svolta a questa situazione oppure prima o poi verranno usati i metodi forti. Io sono per la Repubblica Siciliana, storicamente siamo indipendenti, combattevamo contro i romani alleandoci con i cartaginesi. La nostra svolta democratica deve essere esportata in tutta Italia e in tutto il mondo. Ma è vero che in Sicilia manca il cibo e potrebbe scoppiare una crisi alimentare? Assolutamente no. In Sicilia non siamo morti di fame, siamo abituati a sopravvivere con i nostri prodotti e così i siciliani stanno facendo in questi giorni. Fino a quando andrà avanti la protesta? Fino a quando ce ne sarà bisogno? Ogni ora mi arrivano tanti messaggi di madri di famiglia che ci spingono ad andare avanti e poi siamo un movimento spontaneo. Finché la gente resta nelle strade si andrà avanti, poi vedremo con quali forme. Questa è l'intervista significativa li chiamano il movimento dei forconi. Comunque giustamente ha detto alcune cose giustissime. Noi come loro siamo alla testa del nostro popolo. Se il nostro popolo per il momento abbiamo rivolto al governo, allo Stato occupante italiano, abbiamo premuto, abbiamo mandato documenti per mettere in piedi un tavolo per discutere il nostro diritto a un referendum che ci è stato sippato e truffato nel 1866. Sia chiaro a tutti quanti quelli che a Roma gestiscono il potere che se il nostro popolo, il popolo veneto, ci chiede di fare un salto di qualità nella lotta, noi saremo alla testa del nostro popolo, costi quel che costi. Abbiamo dato significativi segnali quando abbiamo liberato parte della nostra nazione a San Marco. Adesso diamo la parola ad Andrea Viviani che parlerà di giustizia e lavoro, e anche lui è insignito dell'ordine di San Marco, perché agli ordini del Veneto Serenissimo Governo reparti della Veneta Serenissima Armata sono andati a San Marco e hanno liberato parte del territorio. Questo è stato solo un esempio. Da quei pochi metri possiamo passare a molti chilometri. Se lo ricordi Napolitano, amico dei sovietici, amico di Pol Pot, amico di tutti quanti quelli che hanno represso i popoli e che hanno usato le armi. Caro Napolitano Giorgio, ti ricordi cosa hai detto a Salerno nel 1956 a proposito della rivoluzione ungherese? 30.000 morti. Sono sulla coscienza di Khrushchev come sulla coscienza tua. Non ho niente da dire. C'è solo una possibilità: andare in un'isola caraibica, perché se no verrei messo sotto processo dai veneti assieme ai nostri fratelli ungheresi. Parola a Andrea Viviani. La crisi economico-finanziaria, che si sta lentamente ma inesorabilmente allargando a tutti i paesi del globo, mette a dura prova le economie e le società di tutto il pianeta.
Prima colpisce i paesi più deboli, per poi passare a quelli che fino a qualche anno fa erano considerati delle superpotenze al riparo da pericoli del genere. Oltre a questo però assistiamo al ben più grave e pericoloso silenzio delle istituzioni politiche ed economiche mondiali sui veri motivi della crisi. È parere comune che i problemi siano iniziati con il fallimento delle banche americane del 2008, che hanno innescato una recessione globale, che ci ha portato ai risultati di questi giorni. Tutti sono d'accordo che per risollevare le economie occidentali e far ripartire così il mondo sia sufficiente agire sulle regole del mercato mettendo più controlli statali, con buona pace del libero mercato, obbligare i paesi, soprattutto quelli più deboli, a regole severe sul controllo dei conti pubblici per evitare i sprechi statali che farebbero alzare la soglia di pericolo di fallimenti pericolosi per comunità legate fra loro da accordi economici, finanziari e politici, come per esempio l'Unione Europea. E per ultimo trovare quelle soluzioni che dovrebbero aiutare lo sviluppo e la crescita delle economie colpite dalla crisi. È ferma convinzione del Veneto Serenissimo Governo che questi siano tutti pretesti, utili solo a nascondere i veri motivi della crisi mondiale, che non potrà certamente essere risolta né imponendo nuove regole né tantomeno alzando le tasse ai popoli già fortemente colpiti, facendo loro credere che solo facendo sacrifici si può evitare il baratro. Il vero problema è la fine del capitalismo, che ormai ha fatto la sua strada e ha ripagato ampiamente il mondo con i suoi frutti più o meno avvelenati, e trovare un'altra forma di economia che ci possa permettere di continuare a lavorare e vivere degnamente le nostre vite. Non possiamo continuare con questo sistema superproduttivo che sfrutta più non posso le materie prime del pianeta per soddisfare solamente chi ha come unico scopo quello di vendere e ancora vendere anche beni di cui volendo potremmo farne a meno. Per farci comprare arrivano al punto di drogarci con la pubblicità, facendoci credere che se non compriamo un determinato prodotto potremmo essere emarginati dalla società come retrogradi e fuori moda. Senza contare i danni collaterali che chiaramente si manifestano portando avanti un'economia basata sul denaro e sul potere. Quindi guerre per il controllo delle materie prime, che prima o dopo si esauriranno, ma anche guerre economiche e finanziarie per la supremazia del mercato globale, condotte non più dagli stati sovrani, ma dalle lobby internazionali, che usano, tra le altre armi, la speculazione nei mercati globali per arricchirsi sempre di più a scapito dei popoli. E chiaramente lo sfruttamento delle popolazioni del terzo mondo, che vengono ingannate dai potenti, che approfittano in maniera ignobile delle loro sofferenze e che promettono di aiutarli portando o offrendo lavoro per la loro emancipazione e il loro progresso. Ma se osserviamo bene come si svolgono i fatti, è solamente un diverso mercato degli schiavi. Nel 1800 veniva offerta la possibilità di lavorare in un campo di cotone o di tabacco, con la pia illusione di diventare uomini liberi. Ora viene offerta una vita in conceria o in una qualsiasi altra catena di montaggio, dove lavorare per gran parte della loro vita, ricevendo in cambio qualche dollaro e qualche comodità che il progresso tecnologico quotidianamente ci offre. Il sistema capitalistico ci ha insegnato che per il nostro progresso ed emancipazione dobbiamo lavorare sempre di più per migliorare il nostro sistema di vita. Secondo tutti gli esperti economici, un paese che non aumenta il proprio prodotto interno ogni anno non è in crescita e quindi non c'è sviluppo. Seguendo questa logica abbiamo continuato a creare nuove aziende e nuovi posti di lavoro, abbiamo costruito nuove infrastrutture che fossero all'altezza del mercato internazionale, a cui ci siamo rivolti aumentando le nostre esportazioni. Nel contempo la qualità della vita migliorava e quasi di pari passo anche quella lavorativa, con una tutela economicamente accettabile dalle istituzioni e dalle imprese dei diritti e della salute dei lavoratori, con un innalzamento continuo del costo del lavoro. Fino ad un certo punto questo poteva essere una strada forse passabile. I problemi economici sono cominciati quando su questo nuovo mercato internazionale si sono affacciati i paesi emergenti che potevano permettersi di lavorare molto al di sotto del nostro prezzo, perché non obbligati a seguire le nostre regole e sfruttando i propri popoli, che ci hanno portato via porzioni sempre più grandi di mercato, seguendo pieno le regole basi del capitalismo, vendere a meno per vendere di più. Tutta questa corsa allo sviluppo ad ogni costo e cercata con ogni mezzo, anche il più vile, ci ha portato alla crisi globale che stiamo vivendo in questi anni. Per anni, assecondando le regole del consumismo, abbiamo lavorato e creato posti di lavoro per stare al passo della modernità, del progresso tecnologico e dello sviluppo incontrollato. Ora ci troviamo nell'impossibilità di continuare su questa strada, con enormi problemi di disoccupazione e di povertà che avanzano nelle nostre società.
Inoltre abbiamo trascurato il miglioramento socio-culturale dei nostri popoli. Il fatto che l'analfabetismo sia quasi debellato non vuol dire che la nostra gente sia progredita intellettualmente, socialmente e culturalmente, vuol solo dire che sa leggere e scrivere. A livello mondiale possiamo vedere un rallentamento di tutte le economie, anche quelle dei paesi emergenti che fino a qualche anno fa avevano un ritmo di crescita a 2 cifre. Ora stanno rallentando. Alcune previsioni dicono che anche la Cina vedrà un brusco rallentamento della sua crescita nel 2012. I problemi legati alla finanza spingeranno i governi a stampare altra moneta, senza nessun legame ad un controvalore reale, quindi con la consapevolezza di stampare carta straccia. Questo faciliterà la crescita dell'inflazione, aumentando sempre più i problemi alla gente comune. Inoltre, se i prezzi aumentano, le famiglie spendono meno e la tanto declamata crescita sarà invece una discesa vorticosa verso il baratro. A tutti questi problemi di carattere mondiale dobbiamo naturalmente aggiungere la patologica crisi economica, finanziaria e politica in cui versa lo Stato occupante italiano. Ormai da parecchi anni aggravata dalla casta politico-imprenditoriale che in tutta la vita di questo Stato fantoccio non ha mai dato prova di onestà, giustizia, senso del dovere e rispetto per i popoli che si trova a governare e un minimo di lungimiranza per il futuro. Tutti arrappate sulle proprie posizioni, fregandosene della situazione che via via peggiorava e pensando solo a prolungare il proprio potere e aumentare i propri privilegi. Secondo il rapporto sulla competitività del biennio 2010-2011, redatto dal World Economic Forum, l'Italia è al 46esimo posto nell'indice di competitività globale, la Germania al 6°, la Francia al 16°, il Regno Unito al 18° e la Spagna al 31°. Per la qualità dell'istituzione invece l'Italia viene valutata al 92esimo posto, mentre per quanto concerne la dotazione infrastrutturale occupa la 31esima posizione al mondo. Chiaramente i governi italiani negli ultimi decenni hanno sempre dato la colpa dei disservizi cronici delle amministrazioni statali e dei problemi finanziari di questo Paese agli evasori fiscali, i quali, non pagando le tasse, sottraggono denaro che dovrebbe andare nelle casse pubbliche per essere successivamente ridistribuito alle amministrazioni locali. Ora, non voglio dire che non pagare le tasse sia giusto, ma bisognerebbe che fossero più eque e perché no solidali. Parole che ci ricorda sempre il presidente di questo Stato fantoccio quando gli fa comodo. Secondo l'ufficio studi della CGIA di Mestre, nel 2009 la pressione tributaria in Italia era al 29,1%, 4,5 punti percentuali in più della media dei paesi dell'area euro, che era 24,6, e 5,4 in più della Germania. Mentre la pressione fiscale nel 2012 dovrebbe sfiorare il 44%, questo sempre secondo studi di regime. La frode fiscale non potrà essere davvero considerata alla stregua degli altri reati, finché le leggi tributarie rimarranno vessatorie e pesantissime e finché le sottili arti della frode rimarranno l'unica arma di difesa del contribuente contro le esorbitanze del fisco. Si potrebbe pensare che queste parole siano state dette da qualche rivoluzionario che vuole rovesciare questo paese o da qualche indipendentista che ce l'ha con il governo italiano. Niente di tutto questo. Quanto letto è stato pronunciato nel 1907 da un certo Luigi Einaudi, che non era veneto, né tantomeno indipendentista e forse nemmeno federalista. Era solo un economista e successivamente capo di questo Stato, il quale sembra proprio che quando vuole si dimentica di quello che disse uno dei suoi padri fondatori. Il problema dell'evasione fiscale comunque non è solo di questo regime e di questo sistema economico e non saranno altre leggi contro chi non paga a risolvere questa crisi. La situazione è talmente grave che la soluzione non potrà essere una nuova legge finanziaria o la promessa di tagli agli sprechi dello Stato, che tra l'altro tutti promettono ma nessuno mette in pratica. E nemmeno, aggiungo, le liberalizzazioni tanto declamate in questi giorni, perché un pazzo può pensare di aumentare l'economia con le liberalizzazioni in un momento in cui la gente non ha soldi per spendere e quindi per creare nuovi posti di lavoro. Possiamo tutti renderci conto della situazione in cui il nostro Veneto, ma ovviamente non solo, attraversa in questi anni, con enormi problemi in tutti i settori. Basti pensare alla crisi del sistema edilizio, da tutti considerato come uno dei comparti che dovrebbe spingere l'economia.
Secondo una stima della FENEL UIL, il sindacato dei lavoratori edili, tra il 2008 e il 2010 c'è stata una perdita di occupati di oltre 5.000 unità. Il dato percentuale nel 2011 si attesta a meno 5,8 rispetto al 2008, con un picco della provincia di Verona meno 18. La compravendita ha subito un pesante battuto d'arresto rispetto al periodo pre-crisi 2007, con un meno 28,4% per quanto riguarda l'edilizia residenziale e meno 26,5% per quella non residenziale, con un calo nella domanda di mutui per acquisto di immobili del 6,6%. A tutti questi dati dobbiamo aggiungere i notevoli ritardi che subiscono le imprese nell'incassare i pagamenti per i lavori fatti, anche da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché lunghissime attese per ricevere aiuti dalle istituzioni. Altro settore in crisi nera è quello della costruzione di immobili. Solo nella provincia di Treviso, secondo la FILCA CISL, dall'inizio del 2009 al luglio di quest'anno, 122 aziende hanno chiuso, per un totale di circa 4.000 posti di lavoro in meno, con una diminuzione di 100.000 ore di lavoro. Tra le aziende che hanno chiuso anche nomi importanti del settore, come la Corinto di Mareno di Piave, produttrice di divani, fallita dopo 60 anni di attività, lasciando a casa 40 dipendenti, alla Mobil Trevi di Gaiarine, azienda di mobili per interni con 40 dipendenti, la Europan di Motta di Livenza con 80 dipendenti. La Rosada è fallita a febbraio 2010 e il 90% degli oltre 80 dipendenti non è ancora riuscito a ricollocarsi. Restando sempre nel settore, ma spostandoci a Padova e più precisamente a Casale di Scodosia e in Montagnana, dove negli ultimi 3 anni un centinaio di aziende hanno chiuso con una perdita di 300 posti di lavoro e altri 500 rischiano di perderlo in questi mesi. E ancora nella Bassa Veronese, secondo la Fidea CGIL di Verona, tra il 2010 e il 2011 1.000 lavoratori della Bassa Veronese sono rimasti senza lavoro, in mobilità. Le aziende in crisi sono state 2.075, i lavoratori coinvolti 22.670 e le ore di cassa integrazione ordinaria utilizzate 23.000, integrazione straordinaria 45.000 e quelle di cassa interna 31.000. Si stima che oltre il 60% di questi dati riguardi i lavoratori del settore del legno. Anche gli altri settori dell'economia veneta non si salvano. Per ora continuano chi più e chi meno a lavorare le aziende che esportano all'estero e quindi possono sopportare meglio di chi non lo fa la caduta della domanda interna. Ma anche lì i problemi cominciano a farsi sentire. Da uno studio della Fondazione Nord-Est si calcola che circa il 14% delle aziende che negli ultimi anni avevano cominciato la produzione in stabilimenti esteri, nell'arco degli ultimi 12 mesi hanno chiuso la sede italiana. Certo, non un numero impressionante, ma se si calcola che fino all'anno scorso questo dato era 0, forse dobbiamo cominciare a preoccuparsi. I motivi non sono solo per il minor costo del lavoro, ma anche per una pressione fiscale e tributaria più onesta e conveniente. E per finire arriviamo alle conseguenze più tragiche che ci ha portato questa crisi. Negli ultimi 3 anni più di 40 imprenditori veneti non è riuscita a sopportare i problemi legati alle loro attività e si sono suicidati. E oltretutto quasi tutti non erano in stato fallimentare o non trovavano clienti. Il loro grosso problema era di riuscire a riscuotere i pagamenti per il lavoro effettuato. In molti casi avevano crediti anche con amministrazioni pubbliche che non pagavano. Oltre il danno la beffa, le banche che fino a qualche anno fa, pur di essere creditrici nei confronti dei loro clienti, concedevano mutui a chiunque li chiedeva, ora hanno chiuso i rubinetti, costringendo i propri clienti a rientrare col debito, infischiandosene della loro grave situazione. Questa è la dura e cruda realtà. Oltre al dissesto economico, politico, culturale e sociale che il Veneto ha subito grazie ai 145 anni di occupazione straniera, che niente di buono ha portato, ora si aggiungono i problemi conseguenti alla recessione mondiale, portata avanti da chi non vuole capire che il capitalismo e il consumismo sfrenato sono finiti e dobbiamo voltare pagina, stravolgendo l'economia, basandola non sul capitale ma sull'uomo e sull'ambiente. Per entrambi i problemi il Veneto Serissimo Governo ha la risposta giusta: indipendenza subito per essere protagonisti del nostro futuro e non nelle mani di cialtroni e parassiti, e autogestione del territorio e delle sue risorse nel rispetto dell'ambiente e dei popoli che abitano questo pianeta. Altre soluzioni non ce ne sono. Solo gli aspiranti maghi e chi crede a Babbo Natale possono pensare che tutto si risolverà con il federalismo fiscale
o alzando le tasse come sta facendo il governo italiano. La strada è piena di difficoltà, ma il Veneto Serenissimo Governo è sicuro della vittoria e auspica ancora una volta l'aggregazione di tutte quelle persone che vogliono lottare per la propria libertà e per il proprio futuro. Ecco, dopo questo intervento parlerà Mario Buonamigo, che è responsabile del Veneto Serenissimo Governo della ricerca dell'ambiente. Non c'è dubbio che l'autogestione sia una sfida epocale per il popolo veneto e che il periodo di transizione dall'attuale economia capitalista, basata sullo sfruttamento dell'uomo e della natura, verso un'economia autogestita, più giusta, in cui l'essere umano abbia imparato a convivere con il mondo intorno a lui, rappresenterà un duro momento per il popolo veneto. Attualmente il sistema economico capitalista ha potuto abbattere il costo dei prodotti attraverso lo sfruttamento delle risorse del proprio territorio, finché queste sono state disponibili, e poi depredando le materie prime dai paesi del cosiddetto terzo mondo. Il miglioramento delle condizioni di vita nei paesi occidentali negli ultimi 200 anni è innegabile, ma per poter valutare in maniera completa il sistema di produzione attuale bisogna considerarlo nella sua interezza. Il costo che abbiamo pagato per questo tipo di progresso è enorme: foreste distrutte, fiumi inquinati, popoli interi costretti all'emigrazione a causa dello sfruttamento delle proprie risorse da parte di multinazionali di altri paesi. Tutto questo è frutto di un boom economico che ha come unico scopo il guadagno e non il benessere dell'intera umanità. Questa però non è l'unica strada percorribile. Il 20 luglio 2008, qui a Longarone, il Veneto Serenissimo Governo ha costituito il primo di molti liberi territori veneti. Nella dichiarazione di principio si legge: costruiremo villaggi e città autogestite, creeremo una comunità in crescita che controllerà la propria economia e la propria cultura, amante della pace e in grado di difendersi. Il popolo veneto lotterà per la propria felicità, portando i vantaggi del progresso tra gli abitanti. In queste parole è racchiuso lo spirito della comunità autogestita, una comunità che decide da sola il proprio futuro e che come obiettivo primario ha il benessere dei propri cittadini. In questa nuova società la tecnologia sarà fondamentale. Le sfide che si presenteranno al popolo veneto potranno essere superate solo attraverso un attento ed intelligente utilizzo delle risorse a disposizione. Il ruolo della ricerca sarà quello di permettere alle comunità di mantenere ed aumentare gli standard attuali di sviluppo e di benessere, senza però annientare un territorio già pesantemente compromesso da 150 anni di sfruttamento spregiudicato, e ben ricordando che il benessere non si misura nel numero di auto possedute, nella vacanza ai tropici o nell'ultimo cellulare appena uscito, ma attraverso un ritrovato equilibrio nel rapporto tra gli uomini e con la natura. Un facile esempio sono le fonti di energia rinnovabile, che permetterebbero di azzerare la dipendenza del Veneto dai combustibili fossili, ma che allo stato attuale, in una logica puramente capitalista, non sono economicamente convenienti e perciò non vengono sviluppate. Una futura comunità autogestita, quando dovrà decidere riguardo alla produzione di energia, opterà sicuramente per le fonti rinnovabili, ed è qui che la tecnologia dovrà offrire una scelta che permetta un'efficiente produzione energetica con il minimo impatto ambientale. La comunità autogestita deciderà poi in base a questi requisiti e non considerando l'immediato risparmio economico. La libertà della ricerca scientifica è una caratteristica fondamentale. Questo però non significa che non ci saranno dei settori che riceveranno più attenzione. Oggi si tende a fare ricerca solo in settori che risultano economicamente vantaggiosi, tralasciando campi più importanti ma apparentemente meno redditizi. Nella futura società veneta, la comunità scientifica sarà al servizio del popolo. Verranno incentivati sviluppi nei settori critici per il benessere dell'intera popolazione, che permettono un vero miglioramento della società. Non dimentichiamo inoltre che la ricerca del sapere, sia esso scientifico, artistico o umanistico, deve essere vista come un punto di forza e non come una spesa inutile da ridurre in momenti di crisi. Il Veneto Serenissimo Governo rinnova il suo sostegno al Mashav, l'agenzia israeliana per la cooperazione internazionale, e alla sua iniziativa presso l'ONU di facilitare l'accesso alla tecnologia agricola ai paesi in via di sviluppo. Questo è un concreto esempio di quanto importante sia lo sviluppo tecnologico se usato in maniera responsabile.
Non basta donare vestiti o spedire container carichi di cibo e medicinali, ma dobbiamo mettere i paesi più poveri in grado di produrre da soli la ricchezza necessaria al proprio sostentamento. Un principio simile può essere applicato alle comunità autogestite. Non è importante la ricchezza immediata che deriva dall'accumulare denaro, conta maggiormente rispetto per il territorio e il vero progresso umano e tecnologico dell'intera comunità. Bene, adesso diamo la parola a Valerio Serraglia, Vice Ministro plenipotenziario, Ministro degli Interni, decorato con medaglia al valore Andrea Gritti per il costante impegno in questi 15 anni alla lotta per l'indipendenza del popolo veneto, pilastro storico di coerenza a favore di tutti i popoli e delle loro aspirazioni di libertà. Ecco, vi chiedo scusa, sto seduto perché mi viene meglio di parlare. E devo anche confessare che mi sento imbarazzato, nel senso che il livello delle relazioni fatte fino ad ora sono elevate. Abbiamo trattato in maniera scientifica la crisi dell'attuale società. Ecco, quindi io porterò il mio contributo a questo dibattito. Vorrei partire dicendo che Gesù, quando è disceso dal Monte degli Ulivi, che ha fatto il discorso escatologico, è sceso a Gerusalemme, ha guardato Gerusalemme e c'erano delle mura grandissime. Sembrava che Gerusalemme sarebbe stata con quelle mura per sempre, avrebbe vissuto per sempre. Gesù ha guardato e ha detto ai suoi discepoli, ha detto alla gente che gli era attorno: ricordatevi che anche queste potrebbero essere o diventare macerie. Questo non è rivolto, e non lo diciamo a noi, ma lo diciamo al governo italiano, anche se il governo italiano non è potente come le mura di Gerusalemme, ma il governo italiano, lo Stato italiano, sarà un cumulo di macerie. Purtroppo all'interno di queste macerie dovremmo subirne le conseguenze anche i popoli della penisola italiana. Questo è un dato di fatto. Questi adoratori del vitello d'oro ci hanno portato dove ci hanno portato? Ci hanno portato alla miseria, ci hanno portato, come diceva l'amico Andrea Viviani, a gente che si sta suicidando. Qualcuno dovrà pagare per il suicidio, che io non lo chiamo suicidio, caro Andrea. Questi non sono suicidi, sono assassini. Sono stati assassinati da questo regime, da questo Stato, da questi dirigenti. Questo è il dato oggettivo. Dopodiché, prima di entrare nella brevissima e concisa relazione, voglio dire altre cose. Allora, questo governo di tecnici sono, non so se sono in buona fede o se sono in malafede. Se sono in buona fede vuol dire che sono degli ignoranti. Questi si vantano di essere dei bostoniani, di bocconiani o qualche anche altro derivato dei bocconiani, ma sono in realtà dei poveri dementi a servizio delle lobby mondiali, delle lobby economiche mondiali,
e ci hanno elargito i loro pensieri. Allora, qualsiasi che abbia del buon senso o comunque abbia la terza elementare, mia mamma aveva la terza elementare, però queste cose le capiva, riusciva a gestire una famiglia, eccetera, e sanno benissimo che durante una fase di recessione, di contrazione dell'economia, non è possibile fare le liberalizzazioni, perché non ci sono i soldi, non c'è il capitale per liberalizzare. Vi porto un esempio e poi chiudo su questo esempio. Dicono che ci vogliono più taxi, a parte stupidaggini, che i tassisti sono 30.000, non è che si risolve il problema dell'Italia con 30.000, ma facciamo ipotesi che a Longarone ci siano 100 taxi, che ne servono di più, potrebbero essere 105, ma se noi allarghiamo da 100 taxi a 150, in un momento di recessione oltretutto, dove vi faccio presente che i rappresentanti non hanno più la diaria per i taxi, c'è 50 persone che per avere un taxi devono andare in banca o comunque nelle concessionarie delle auto a fare un mutuo per acquistare l'auto. Ma siccome che se ci sono 150 taxi non è che aumenti o raddoppi la richiesta di taxi, quei 150 verranno immediatamente, dopo un anno verranno sequestrati i taxi, si eliminano 50 e dei 100 che c'erano prima, altri 50 verranno eliminati perché non sono stati in grado di reggere. Dico, questo è un piccolo esempio. Poi se diciamo ai signori Monti eccetera, i suoi soldi, il signor Monti, li prelevi dalle banche italiane, se le ha messe sulle banche italiane, le porti a Lugano, alla banca della Svizzera italiana o alla banca OSB eccetera, gli dia i soldi e si faccia dare franchi svizzeri, così vedrà cosa diranno i svizzeri del valore dei suoi euro. Sto parlando dell'euro, chiedo scusa. Allora, oltretutto, la colpa che ha avuto Berlusconi, che ha avuto Monti, che ha Bersani o che ha Prodi, sono colpe tutto sommato gravi perché non dicono la verità, ma insignificanti rispetto alla loro capacità di incidere sulla crisi. Volete sapere quanti dollari sono stati stampati negli ultimi anni in America? 16.000 miliardi di dollari. Sapete quanto gli è costato stampare 16.000 miliardi di dollari? Gli sono serviti soltanto carta, colore e operai per stamparli, perché le compagnie americane finanziate dalla Federal Bank americana stampano i soldi, che sono soldi falsi ovviamente, e poi acquistano i prodotti italiani. Voi sapete quanto è costata la Concordia agli americani? Qualcuno si è posto il problema, la Concordia è quella che hanno fatto cadere in mare. Sapete quanti soldi gli è costato la Concordia? Nessuno lo sa. È costato il valore della carta e del colore verde. Cioè la Concordia è costata alla compagnia americana che l'ha acquistata da Carnival, penso che sarà costata 10.000 euro se parlano bene gli operai americani. Questo è, hanno acquistato 25, cioè hanno acquistato le navi della Costa Crociere, che sono delle americane, le hanno acquistate con qualche furgone di carta igienica verde. Questi sono i dati di fatto oggettivi. E voi pensate che noi riusciremo, l'Italia riuscirà
a venirne fuori da questa guerra contro questi falsari? Assolutamente no. L'unica possibilità che abbiamo di uscire da questa, difatti l'Iran fino al 2010 voleva che il suo petrolio fosse pagato con gli euro, e a quel punto gli americani hanno fatto la guerra all'euro e hanno fatto crollare l'euro. Adesso l'Iran, sapete con quale moneta vuole che siano pagati i propri prodotti energetici? Col rublo. Il Venezuela ha ritirato tutto l'oro che aveva nelle banche straniere. La Russia è disposta a restituire tutti i dollari che ha nelle banche russe agli Stati Uniti con svalutazione del 45%. Gli americani hanno detto no, non c'è nessuna ragione al mondo che noi vi diamo a voi il 55% del valore del dollaro, perché in questo momento il dollaro non vale nulla, niente. La Cina e il Giappone non fanno più scambio di merce sulla base del dollaro, ma fanno sulla base della loro moneta, sia dello yen e sia adesso mi sfugge quella cinese. Sapete perché hanno fatto la guerra alla Libia? Non certo per difendere quella banda di assassini di Bengasi, ma semplicemente perché Gheddafi e il Sudafrica volevano fare un euro africano basato sull'oro. A quel punto gli Stati Uniti sarebbero crollati. Quindi siamo di fronte a una banda, a un stregone, che io lo chiamo il stregone di Washington, che guida una banda di criminali che stanno affamando tutto il mondo. Questo è il dato oggettivo. Adesso, dopo che ho fatto queste premesse necessarie secondo me, vi leggo anche la relazione, che è estremamente sintetica. Nel presentare il programma del Veneto Serenissimo Governo nel gennaio del 2011 abbiamo cercato di porre all'ordine del giorno l'autogestione. Abbiamo chiamato questo progetto, questa indicazione, progetto Arca di Noè. Cosa voleva dire il progetto Arca di Noè? Voleva dire semplicemente cercare di, come abbiamo detto in tutte le relazioni fatte, cercare di salvaguardare la natura, cercare di fare un patto con la natura per dare la possibilità della sopravvivenza dell'essere umano. Se voi state attenti o esaminerete poi quando faremo un documento, perché tutti gli atti di questa conferenza verranno pubblicati, se voi leggete attentamente la relazione fatta da Edith, vedete che noi non moriremo di fame. Non moriremo di fame perché noi, invece di produrre per l'umanità, produrre per la gente, per gli uomini e per le donne, produciamo per ricavarne interesse, perché noi potremo mangiare, pur fermandoci un anno, che è importante, potremo mangiare con quello che abbiamo, e mentre, come avete visto e vedrete, si stanno sprecando e si buttano via tonnellate ogni giorno in Italia, tonnellate di generi alimentari vengono gettati via. Sapete cosa fanno i supermercati? Addirittura mettono la chiave e i lucchetti di sicurezza per impedire che i 4 disgraziati che non hanno da mangiare, quelli che sono affamati dal governo Monti, possono andare nei cassoni a prendersi un po' di verdura, a prendersi qualcosa per mangiare. Questi banditi, e posso fare anche il nome perché questo lo vedo davanti a casa mia, la Lidl, mettono i lucchetti per impedire che la gente possa sfamarsi, e Monti li affama. Ecco, il progetto Arca di Noè ha caratteristiche epocali. Si tratta di prendere atto che il sistema produttivo economico e dei rapporti sociali si è concluso.
Non possiamo più pensare di andare avanti come siamo andati avanti fino adesso. Questo sistema è chiuso. Questa è una constatazione oggettiva, nulla ha di soggettivo, non è che lo dico io. In questo contesto prendono atto e vigore le nostre indicazioni e dimostrano la lungimiranza del progetto Arca di Noè, che vi invito ad andare a vedere sui nostri siti. Noi sosteniamo con forza e consapevolezza che i margini di sopravvivenza di questo sistema sono sempre più stretti. Tutto dipende dalla nostra volontà e dalle nostre capacità di reagire e unire i nostri popoli e porre argine a questa catastrofe, determinata da un sistema che aveva come elemento centrale della sua sopravvivenza lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo e del capitale sulla natura. Quali indicazioni possiamo avere per costruire la nostra Arca di Noè? C'è qualcuno tra di voi che si ricorda quanto dicemmo 4-5 anni fa? Che bisognava uscire da questo sistema economico, sociale e politico, perché esso aveva esaurito tutte le sue potenzialità e sarebbe imploso, come sta implodendo. Il Veneto Serenissimo Governo dette indicazioni di ritirare tutti i nostri risparmi dalle banche, depositi, conti correnti, bot, obbligazioni eccetera. Ricordatevi che se volete salvare il vostro denaro dovete ritirarlo e per salvaguardare il valore del vostro sudore e del vostro sacrificio si tratta che noi demmo indicazioni di acquistare terreni o comunque beni immobili come elementi primari per dar vita a un nuovo Stato veneto, come è avvenuto tra le altre in Israele tra la dichiarazione di Balfour e la proclamazione dello Stato di Israele del 1948. Allora, io mi sono recato recentemente in un viaggio di studio in Grecia, sono andato a Atene, sono andato nel Peloponneso, sono andato nelle varie isole greche e, signori, Atene era metà della popolazione greca era da Atene, adesso stanno andando via da Atene, ci sono tutte le case con scritto vendersi, affittarsi, ci sono le macchine lungo le strade senza targhe perché non hanno più i soldi per pagare l'assicurazione, non hanno più i soldi per pagare la benzina, non hanno più i soldi per pagare il bollo, tirano via le targhe, danno indietro le targhe e poi vanno dove? Vanno nel Peloponneso, vanno all'interno, vanno nelle isole. Per chi aveva dei terreni per coltivarli e per ritornare a vivere di un'economia rupestre, cioè chi ha 1 milione di euro è molto più povero di chi ha 2 vacche, una pecora e una gallina, perché il milione di dollari non sono carta, che se vogliono vi danno dei generi alimentari, se no non vi danno. La mucca, la vacca come volete chiamarla, dà ogni giorno del latte e questa è la differenza. Pertanto in questo contesto noi affermiamo in maniera risoluta che la terra ha un solo proprietario. Questo non sono gli uomini ma è Dio. Pertanto noi consideriamo un crimine abbandonare la terra a se stessa. La terra appartiene a chi la lavora e non a chi la possiede. Pertanto noi sosteniamo la necessità di costruire villaggi autogestiti che in maniera sociale e collettiva nel più totale rispetto della natura, rendendola utile e produttiva senza violenza alla terra. Deve essere di monito agli amministratori comunali, provinciali, regionali, statali che noi non tollereremo e non tolleriamo la vendita o lo sfruttamento individuale di nessun territorio demaniale, siano essi fiumi, monti e treni che appartengono a Dio e al suo popolo. Tutto questo non è frutto di un processo rivoluzionario come rientrava negli schemi classici del XIX e del XX secolo, bensì si inquadra nel tentativo nuovo, pacifico, di ridare vigore e vitalità al nostro popolo e alla terra che Dio ci ha generosamente messo a disposizione.
Questo non significa che non ci sarà sangue e dolore da parte della nostra gente, anzi noi possiamo affermare che questa classe dirigente e i poteri forti che la guidano si stanno preparando a scatenare finte rivoluzioni, vedi le cosiddette primavere arabe. In realtà si andrà incontro a una guerra di proporzioni non quantificabili e si tenterà di accreditare la responsabilità allo Stato di Israele, come già accaduto in passato per la lotta per l'indipendenza della nostra patria. Va di pari passo che deve esserci una lotta contro l'antisemitismo e l'antisionismo. In questo clima noi denunciamo il blocco socialfascista italiano, Napolitano, Monti, D'Alema, De Benedetti, giornali La Stampa, Repubblica, Corriere della Sera e altri come massimi responsabili del processo di fascistizzazione dell'Italia. Nel contempo denunciamo il centrodestra di non aver avuto capacità di opporsi ai progetti guerrafondai del blocco socialfascista. Spetta al popolo assumersi la responsabilità di bloccare questo processo socialfascista, che non è altro che una variante del nazionalsocialismo. A questi personaggi lamentiamo che il Veneto del Sovranissimo Governo non è la rosa bianca, ma saprà essere all'altezza dei compiti su cui la terra ha chiamato. La pazienza del popolo veneto, la pazienza del Veneto del Sovranissimo Governo sono giunti al limite. Se ne rendono conto a Roma, perché dovranno pagare tutto e pagheranno tutto. Non ci sarà nessuna amnistia se ci andremo a ricercare le responsabilità di tutti. Questi sono avvisati i padroni di Roma. Adesso, finita questa relazione, leggiamo la nomina del nuovo governo. Andrea Paro. Nomina componenti Veneto Serenissimo Governo con affidamenti, incarichi e specifici dipartimenti di competenza. Io, Presidente della Veneta Serenissima Repubblica, Luca Peroni, ho preso in esame il lavoro fin qui svolto dai miei collaboratori e dopo aver esaminato la situazione contingente veneta ed internazionale, in vista degli importanti traguardi che il Veneto Serenissimo Governo dovrà affrontare negli anni a venire, con i poteri conferitemi dalla Veneta Costituzione agli articoli 47 e 49, in data 21 gennaio 2012, nomino i componenti del governo con apposito decreto avente effetto immediato. Nel contempo ho stabilito gli incarichi che i nuovi membri dovranno espletare nel corrente anno del loro mandato, affidando inoltre loro specifici dipartimenti di competenza. Questo decreto annulla e sostituisce i precedenti decreti di nomina. Luca Peroni, Presidente e Coordinatore dei Liberi Territori Veneti. Valerio Serraglia, Vicepresidente, Vicario Plenipotenziario, Ministro degli Interni e Pianificazione Economica Autogestita. Servizi Sicurezza Generale, Portavoce. Andrea Viviani, Vicepresidente Plenipotenziario, Ministro di Giustizia e Lotta all'Integralismo. Dipartimento Pubblica Istruzione e Cultura Patriottica, responsabile dell'Archivio Storico. Demetrio Serraglia, Vicepresidente Plenipotenziario, Ministro degli Affari Esteri e al rifacimento del referendum del 1866. Dipartimento per i rapporti con i veneti della diaspora, coordinamento dell'attività di governo per l'autogestione. Mario Bonamigo, Ministro Consigliere, Dipartimento Ricerca ed Ambiente, responsabile tecnico della Radio Nazionale Veneta. Marco De Cesaro, luogotenente per Belluno e delegato per le aree montane. Longarone, 21 gennaio 2012, il Presidente della Veneta Serenissima Repubblica, Luca Peroni. Ecco, adesso andiamo alla conclusione dei nostri lavori e ci sarà la lettura di un pensiero di Gianni Netanyahu, che è il colonnello che ha comandato la liberazione dei prigionieri, dei terroristi tedesco-palestinesi che erano a Entebbe. Ecco, penso che questa è in occasione anche della giornata della memoria. Pensiamo che le pochissime parole dette da questo grande patriota che si chiama Gianni Netanyahu siano significative e da prendere in esame, come è stato da prendere in esame la poesia del patriota afghano.
Il principio fondamentale del nostro lavoro è prepararci nel modo migliore possibile in modo da poter affrontare serenamente il giorno del giudizio quando arriverà, consapevoli di aver fatto tutto quello che era in nostro potere nel tempo che ci è stato dato. Questo Johnny Netanyahu è morto nell'assalto all'aeroporto di Entebbe e noi lo mettiamo tra i nostri eroi, come il comandante Massoud.